Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'arresto di un 25enne di Riesi nel Nisseno accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane avrebbe offeso, picchiato la compagna incinta e avuto comportamenti aggressivi anche nei confronti dei propri familiari. Il culmine delle violenze è arrivato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove la donna si era recata dopo l'ennesima lite quando il giovane l'avrebbe raggiunta, continuandola a minacciare anche all'interno della struttura, fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato. Passiamo ad un nuovo caso relativo ai problemi della sanità in Sicilia. Questa volta siamo in provincia di Agrigento, dove una donna da 13 giorni si trova al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca perché non riesce ad essere ricoverata nel reparto di medicina generale. Una vicenda di ordinaria follia, la definisce Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars, che ha denunciato il fatto. Un arrestato e 11 indagati è il bilancio dell'operazione Trinacria del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani nella zona di Petrosino. L'arrestato, un uomo di 47 anni, dovrà scontare una pena di 3 anni e mezzo in carcere per vari furti. Tra i denunciati un giovane trovato in possesso di crack e marijuana che aveva allestito nel suo garage un bazar di merce rubata. L'operazione della Guardia di Finanza restituisce alla collettività 2 reperti di grande valore. Lo dice l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Elvira Amata, commentando la notizia del ritrovamento da parte delle Fiamme Gialle di Catania di 2 pregevoli teste in terracotta di origine ellenica del 400 a.C., presumibilmente frutto di scavi archeologici clandestini. Mi spenderò, ha aggiunto l'assessore, affinché i nostri giovani vengano educati al rispetto per il patrimonio che è parte tangibile della nostra storia. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.